In Veneto non ci sono stati comuni sciolti per mafia, ma gli arresti di sindaci e amministratori non sono mancati. Dal caso Mose al comune di Abano Terme e Montegrotto, arresti che hanno riguardato dirigenti di società partecipate e anche alcuni appartenenti alle forze dell'ordine. Per l'associazione Avviso Pubblico, anche in Veneto bisogna alzare il livello di guardia. Certamente qui non risultano al momento radicate delle organizzazioni come è successo nella vicina Emilia-Romagna e in Lombardia, ma abbiamo delle presenze inquietanti. Pensate a tutta l'inchiesta di qualche settimana fa di Sandona di Piave, che testimonia anche un ruolo che giocano alcuni liberi professionisti veneti nell'essere uomini cerniera tra il mondo criminale e il mondo legale. Pensate alla scoperta di una società nel mercato ortofrutticolo di Padova legata all''ndrangheta, l'operazione Valpolicella a Verona, i prefetti di Treviso, di Verona e di Venezia che hanno emanato una serie di interdittive antimafia. Il Veneto è la 10ª regione per numero di beni confiscati in Italia, quindi queste sono tracce di un inserimento nel tessuto economico del Veneto. Il nostro territorio è appetibile soprattutto per colpa della crisi, con molti imprenditori che hanno bisogno di ritrovare risorse per continuare a dare lavoro e a mantenere in essere le loro aziende. Il messaggio più importante che si può dare in questi casi è la capacità di costruire una rete. Le persone per bene, come dico io, devono trovare un modo di comunicare, di creare trasversalità, pubblica amministrazioni, polizia, magistratura e anche la sana imprenditoria. L'obiettivo finale è quello di riuscire a contrapporre al consenso sociale e alle reti opache che sostengono le mafie gli strumenti di rete di capitale sociale di cui dispone la pubblica amministrazione, improntati ad un agire trasparente e all'effettivo servizio del cittadino.